Il Veneto non molla e sta cercando pian piano di risalire dopo la crisi economica che lo ha investito. Questo è lo stato dell'economia regionale che esce dal rapporto Veneto Internazionale, che Unioncamere del Veneto ha stilato per il 2013. Nel corso del 2012, infatti, il Veneto ha recuperato nelle esportazioni i valori pre-crisi ed anche se nel 2013 la ripresa non ha fatto il balzo sperato, ci sono buone prospettive per il 2014, visto che l'economia veneta sta sperimentando una ripresa dei livelli produttivi, grazie soprattutto al progressivo consolidamento della domanda internazionale, sostenuta più dalle economie avanzate che da quelle emergenti. Le esportazioni rappresentano l'unico traino per l'economia regionale e un dato positivo arriva dalle piccole e medie industrie, che tornano ad esportare. All'interno della platea degli esportatori le piccole imprese si fanno largo e questo è un elemento importante, interessante da monitorare, perché grazie all'aumento di questa platea di soggetti noi possiamo sperare di aumentare in maniera consistente le quote export sui mercati mondiali. Per il presidente Unioncamere del Veneto Alessandro Bianchi, giunto alla fine del suo mandato, la presentazione del rapporto è stata l'opportunità per fare un bilancio di fine mandato. Devo dire che i risultati sono soddisfacenti. Ecco, bisogna vedere poi ci sono certe cose che non finiranno mai, che continueranno per tanti anni. Prendiamo l'osservatorio delle infrastrutture, prendiamo il tema dell'innovazione. Queste sono cose che evidentemente ogni 6 mesi devono essere riviste e bisogna ripartire con l'entusiasmo di prima. Tematiche ed iniziative che saranno prese in consegna da Fernando Zilio, da poco eletto presidente della Camera di Commercio di Padova, che salirà alla guida dell'Unione dei 7 enti camerali veneti nei prossimi giorni.